Adesso il 1° gennaio, per quanto riguarda lo sport, entra in vigore il safeguarding, quindi una figura di vigilanza sul tema appunto della violenza in senso lato, per cui dal bullismo alla violenza di genere, alla violenza verbale. Si chiama safeguarding, in realtà è un nuovo modello di gestione contro le varie tipologie di violenza, protocollo di cui tutte le realtà sportive venete, comprese quelle dilettantistiche, dovranno dotarsi con il nuovo anno. Scatta quindi un'ulteriore stretta su abusi, violenze e discriminazioni in un momento segnato da un profondo disagio giovanile, avvertito anche dagli addetti del settore. Pierpaolo Longo è il nuovo presidente regionale di Assonuoto. E questi giovani hanno la piena consapevolezza e questo è quello che fa temere molto di più, cioè che l'atto violento in senso stretto sia pienamente consapevole da chi lo mette o lo pone in essere. Vuol dire che la nostra società, la comunità sta sbagliando. Le società sportive quindi dal 1° gennaio dovranno nominare un responsabile per il safeguarding, attivare psicologi dello sport, mobilitare allenatori, coach e genitori. Bisognerà elaborare delle strategie di prevenzione dai campi di calcio alle piscine, nessuno escluso. Noi gestori di sport ci stiamo impegnando in tutti i modi e con tutti gli strumenti possibili per portare ad educazione i ragazzi.